Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Rovigo. Siamo andati a visitare la mostra 70 anni dopo la grande alluvione. Una mostra, per ricordare, allestita nella splendida cornice delle sale di Palazzo Roncale, vicinissimo a Piazza Vittorio Emanuele. È un'esposizione curata da Francesco Iori con Alessia Vedova e Sergio Campagnolo per raccontare una delle più grandi calamità del nostro territorio. Nel novembre del 1951, 70 anni fa quindi, il Po si ingrossò talmente che tracimò aprendo 3 brecce, 2 ad Occhiobello ed una a Canaro. Si riversarono 500.000 di metri cubi d'acqua sul Polesine e 2/3 del territorio furono sommersi, determinando 100 morti, più di 180.000 sfollati, una massiccia migrazione verso Torino, Milano e l'estero e danni stimati per 300 miliardi delle vecchie lire. In tanti si mobilitarono dall'Italia e dall'estero, portando viveri, uomini e mezzi per liberare gli edifici, soccorrere i feriti, recuperare le salme, ripristinare l'energia elettrica e le vie di comunicazione. Il dopo alluvione fu l'avvio, in ogni caso, di una ripresa del territorio polesano e nella mostra sono riportati anche i successi economici del dopo alluvione. La mostra sarà aperta fino al 30 gennaio prossimo e noi vi consigliamo vivamente di andarla a visitare. Ingresso gratuito.